Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolle e benvenuti al Palapansini di Giovinazzo, dove seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e VIP. Diamo lettura delle formazioni, partiamo dalle ospiti che si schierano in campo con Ricottini, Maddalena, Palermo, Fernandez, Piccino, Vanessa, Sostak, Troiano, Bernardelle, Salvador, Kubacek e Caretta. L'allenatore Mr. Kim Serandei. Risponde la Femminile Molfetta con Torma, Ginosa, Matranga, Solar, Caballero, Pati, Guerrieri, Cochito, Caputo, Enrico e Bucaleb. L'allenatore Mr. Diego Iessi. Gli arbitri di questa sfida: il signor Salvatore Freccia della sezione di Catanzaro, Raffaele Buonocuore di Castellammare di Stabia, il crono Dario Pezzuto di Lecce. Femminile Molfetta che vuole dimenticare in fretta il KO di una settimana fa sul campo della Mezia. Vippo invece ottava in classifica con 10 punti all'attivo, reduce dal 5-3 contro il Cagliari dell'ultimo turno. Vip che ha costruito gran parte del suo bottino in casa, un solo punto infatti conquistato in trasferta alla prima giornata nel derby contro l'Audace Verona. Femminile Molfetta che dunque vuole risollevarsi, vuole muovere la sua classifica, ferma a 6 punti, una vittoria quella di Foligno, 3 pareggi interni contro Verona, Lazio e CMB. Penultimo impegno del 2024, perché poi la Femminile Molfetta concluderà il suo anno solare venerdì in trasferta a Pescara contro il Tiki-Taka, e l'appuntamento per l'anno nuovo è al 6 gennaio con la sfida interna dell'Epifania contro il Cagliari. Squadre che si caricano prima dell'inizio della gara. Casa Femminile Molfetta con ogni probabilità mancherà Horvat, presente indistinta ma solo per onor di firma, alle prese con un fastidio muscolare che l'ha tenuta fuori anche in Calabria una settimana fa. E allora Mister Iessi si presenta con lo starting five composto da Torma, Cochito, Capitan, Marfil Enrico, Caballero e Matranga. Dall'altra parte c'è Ricottini tra i pali, Vanessa, Jessica Fernandez, Troiano e Kubacek. Femminile Molfetta oggi di cena al Palapansini di Giovinazzo. Tornerà con l'anno nuovo al Palapoli. Primo possesso sarà ospite con Troiano e Kubacek sul punto di battuta. Ultimi incitamenti, poi sarà finalmente tempo di campo. Parte adesso Femminile Molfetta VIP con Vanessa che gira il primo pallone in parallela per Jessica Fernandez, che cerca di portarsela avanti con il tacco senza successo. Rimessa Molfetta. Bisogna cercare di capire anche quale sarà l'assetto tattico delle due squadre. La VIP al momento ci sembra attendere nella propria metà campo senza andare a pressare il Molfetta. Allora subito una mossa tattica di Mister Iessi, perché si alza Torma per giocare anche col power play. Enrico qui va un po' in difficoltà sulla pressione di Fernandez, concede a sua volta rimessa laterale, battuta veloce, occhio a Vanessa che ha un buon destro, lo prova ma colpisce una giocatrice del Molfetta. Calcio d'angolo per la compagine veneta. Pronta la battuta Vanessa, in buca per Troiano che non arriva, poi Cochito prova ad armare la ripartenza, Cochito fermata da Kubacek. Molfetta deve cercare di sfruttare quelle ripartenze quando ne ha la possibilità, ha le giocatrici per far male in campo aperto. Cochito, Caballero e Guerrieri su tutte, vista l'assenza di Horvat, altra giocatrice che col campo davanti sa essere letale. Eccola Cochito, pressata da Kubacek, non ha un controllo felice, si inventa la suolata per Caballero che va a lavorare in banda a questo pallone, portando a casa la rimessa laterale per lei che è un ex dell'incontro. Prima della sua prima avventura Molfetta infatti aveva cominciato la stagione con la maglia della VIP 2 stagioni fa, segnando proprio alla formazione biancorossa nel 2-0 della VIP nello Sky Match di Salsomaggiore. Qui Enrico sulla pressione, costretta ad andare in rimessa laterale. Dato via il primo minuto, 0-0.
Ginosa e Gurrieri, le due a scaldarsi in casa Molfetta, tutto fermo sulla panchina della VIP. Vanessa alza questo pallone, Troiano lascia scorrere per Kubacek, va a chiudere il triangolo, Torma si iscrive alla partita con la prima parata del pomeriggio. Caballero scarica con Coquito che non le restituisce bene il pallone, allora Troiano per Vanessa, alza la testa, Vanessa si accentra, cambia banda da Kubacek che ha un buon tiro, Kubacek in surplus, Kubacek in buca per Troiano, non tocca nessuno, rimessa laterale a favore del Molfetta. VIP subito dunque pericolosa, dopo un minuto servita la miglior Torma per dire di no a Jessica Troiano. Enrico da Matranga sbaglia il passaggio, un po' di confusione, di imprecisione in casa Molfetta in questo avvio. Allora mister Iesi ha già chiamato Ginosa e Gurrieri, prova a scuotere le sue con i primi due cambi. Nel frattempo la VIP batte la rimessa con Vanessa. Troiano davanti a sé, Matranga non passa, porta a casa la rimessa laterale la giocatrice siciliana del Molfetta. Coquito da Marfil Enrico, Coquito ancora, c'è anche l'appoggio su Torma, si torna dal capitano, poi Matranga, Enrico, adesso sì che alza la pressione la VIP, allora Torma costretta ad andare in rimessa laterale. Pronta Troiano alla battuta. Troiano fuori, Vanessa con spazio, colpisce Kubacek, poi Enrico riesce a coprire la porta. Caballero, vediamo se il Molfetta ne esce con Enrico da Coquito, arma la transizione, bene per Enrico, troppo invece lungo il pallone, ci sembrava poter arrivare facilmente il capitano del Molfetta, così non è stato. E dunque rimessa per la VIP con mister Iesi che chiama a gran voce la pressione alta alle sue. Kubacek con spazio, Kubacek finta contro finta, va sul mancino, prova a imbucare, tocca Matranga, tocca per ultimo Matranga, calcio d'angolo per la VIP. 2 minuti 12 secondi andati via, angolo per la VIP. Occhio perché Kubacek fa movimento per calciare al volo, ci prova Kubacek, para Torma, partita Caballero che è tutta sola, Torma l'ha vista, Toro Caballero, sola, Caballero! Passa il Molfetta con il tocco sotto di Ilenia Caballero, 1-0. Eccola la situazione di ripartenza del Molfetta. Para Torma, dimenticata Caballero, a tu per tu con Ricottini, non sbaglia la spagnola, il gol dell'ex è 1-0 Molfetta. Molfetta era pronta a chiamare time out. Se quel pallone fosse uscito invece che parato da Torma sarebbe stato chiamato il time out. Torma l'ha tenuto in campo, ha lanciato Caballero, 1-0 Molfetta, il gol della giocatrice spagnola, il primo assist stagionale di Lilla Torma. Adesso vediamo, perché la VIP aveva approcciato alla grande la partita, mettendo in difficoltà il Molfetta, tanto da costringere al time out che ovviamente è stato annullato. E dunque 1-0 Caballero. Gurrieri appena entrata, fuori Coquito e Matranga, dentro lei e Ginosa. Enrico sulla pressione di Troiano non può scaricare su Torma, allora la mette in rimessa laterale. Troiano da Fernandez, bene ancora da Kubacek. Troiano prova ad andare a rimorchio, viene raddoppiata, arriva Enrico, Troiano si gira, davanti a sé c'è anche Caballero, alla grande Troiano riesce a gestire questo pallone. Fernandez, 1-2 dell'ex Padova, Fernandez con spazio, calcia, Torma dice di no sul suo palo, calcio d'angolo. Battuto Vanessa, calcia e Troiano per millimetri non arriva a chiudere sul secondo palo. Torma lancia un'occhiataccia alle sue compagne di squadra, rimessa laterale Molfetta, 3 minuti e 7 secondi trascorsi. Decide finora Ilenia Caballero. Gurrieri, Caballero ha spazio davanti a sé, arriva anche Ginosa a rimorchio, servita, Ginosa controlla, calcia, Ricottini sul suo palo, attenta a respingere. Prova a sfruttare queste ripartenze, queste superiorità il Molfetta. Qui una transizione difensiva non ottimale della VIP. Ginosa, davanti a sé Vanessa, anzi Jessica Fernandez. Eccola Vanessa inseguire Caballero. Enrico, Gurrieri controlla, prova a mettersi in proprio. Il campo però a sua disposizione è terminato, rimessa per la VIP. Mister Iesi continua a chiamare la pressione alta.
Troiano si appoggia da Kubacek. Si gira Kubacek in zona Fernandez. Attenzione perché ha preso un colpo Enrico. Molfetta messo male, ma Kubacek si rende conto che Enrico si è fatta male, mette palla fuori. Gran bel gesto qui della giocatrice della nazionale polacca. 2 gol in stagione, ex Falconara. Molto dolorante Enrico al suo posto dentro Matranga. Ci auguriamo ovviamente di poterla presto rivedere sul parquet. Giocatrice fondamentale nell'economia del Molfetta. Tra l'altro una che raramente esce dal campo per rifiatare. Adesso c'è Matranga a fare la centrale difensiva. Non riesce ad anticipare Kubacek che pareggia 1-1. Ha pareggiato la VIP con Claudia Kubacek. Lancio lungo. Eccola l'assenza di Enrico come si è fatta sentire. Kubacek controlla e fa 1-1 dopo 4 minuti. Tutto da rifare dunque per il Molfetta. Matranga, Ginosa, ancora da Matranga, non controlla. Rimessa laterale per la VIP, rientrerà a breve Cochito. Vanessa alza la testa, ancora da Kubacek. Il rimorchio lo offre Vanessa, Kubacek si trascina il pallone sul fondo, rimessa Molfetta già battuta con Cabagero. Ginosa non passa, rimessa laterale. Prova intanto a testare il suo ginocchio Enrico. Vediamo se riuscirà a tornare in campo. Torma intanto, avanza, palla al piede e allarga da Matranga. Gurrieri controlla in qualche modo centralmente da Ginosa che non riesce però a stoppare questo pallone. Poi rimonta Troiano, torna da Torma, alza la testa il portiere del Molfetta. Sulla pressione di Troiano, rimessa laterale VIP. Sono andati via quasi 5 minuti, partita gradevole al Palapansini. Mentre Enrico fa segno ok, è pronto a tornare dentro. Dall'altra parte Fernandez. Vanessa in avanti, ancora Fernandez lavora davanti a sé Gurrieri. Troiano molto brava, Matranga ci mette il piede, arriva Vanessa, colpisce Matranga e occhio perché il Molfetta è in 2 contro 1 con Gurrieri che porta palla. Gurrieri cerca l'esterno per Caballero, palla troppo imprecisa, rimessa laterale. Fuori Troiano, dentro Salvador. In casa VIP, primi movimenti anche per Mr. Kim Serandei. Kubacek converge, va da Fernandez che detta la linea di passaggio alla compagna per liberare Salvador. Salvador torna indietro, Caballero ruba un buon pallone, poi Vanessa in rimessa laterale. Fuori Gurrieri, dentro Cochito, fuori Ginosa e dentro Marfil Enrico che dunque ritorna in campo dopo il colpo subito in precedenza. Torma, avanza, palla al piede. Kubacek finta la pressione, poi palla per Matranga. Sbaglia però l'intenzione di passaggio a Caballero. Concede possesso alla VIP, che è pronta ad effettuare un altro cambio con l'ingresso in campo di Bernardelle. Jimenez lontano dove c'è solo Torma. Enrico, Matranga, Enrico contro Bernardelle, va ancora da Matranga, poi Cochito controlla, viene pressata da Jessica Fernandez, ancora Cochito, guadagna rimessa laterale anche con un po' di fortuna e batte veloce da Caballero. Enrico, centralmente Cochito. Enrico cerca la parallela per la boliviana che controlla. Cochito alza la testa, cambia banda, ma Matranga era andata verso il centro dell'area e dunque palla persa dal Molfetta. Pronta Fernandez alla battuta della rimessa, si allarga Ricottini. Fernandez invece cerca la palla in avanti. Enrico la sistema per Vanessa.
Spara Torma, Coquito poi allontana. In zona c'è solo Fernandez che non si accontenta della rimessa e continua ad attaccare. 7° minuto in corso. Bernardelle alza la testa, si appoggia ancora da Fernandez. Facile lettura di Torma che finta il passaggio veloce per Coquito, va invece da Marfil Enrico. Dentro anche Caputo. Caballero anticipata, Caputo si accontenta della rimossa. Con l'ingresso di Caputo sarà lei adesso a fare il pivot. Caballero spostata laterale. Questa è l'indicazione di Mr. Yessi. Lavora Caputo, spara alla porta questo pallone, poi lo trascina fuori. Cambio intanto della VIP, non giocato benissimo, in qualche modo il pallone arriva a Salvador che salta secco a Caballera, superiorità per la Vic. Salvador, Enrico in estirada, le dice di no, poi Caballero a contrasto forte con Sostak. La rimessa è per la VIP, un po' di confusione su quel cambio. In casa VIP non ne ha approfittato il Molfetta, per poco non ne approfittava Salvador che aveva creato superiorità numerica. Fernandez, Caputo intercetta, poi passa per Caballero, Caballero finta e torna indietro da Coquito. In qualche modo Enrico, Caputo non ci arriva, la VIP sì, ancora Enrico, ancora un batti e ribatti, la palla è per la VIP. Perso l'attimo buono lì per calciare Ilenia Caballero, aveva spazio davanti a sé, non è però riuscita a coordinarsi per calciare in porta. Rimessa laterale battuta dalla VIP che chiama in causa anche Ricottini. Cerca Fernandez, palla imprecisa, rimessa laterale Molfetta. Coquito, Enrico, Caballero, 1 contro 1. Caballero va verso il centro, fermata, riparte Caballero, ci riprova Ricottini in spaccata, le dice di no, poi Jessica con la suolata per Coquito che può calciare, controlla però in modo non felice, riparte la transizione della VIP con Sostak che porta palla centralmente, allarga da Fernandez, Coquito ci mette il piede, poi Bernardelle ci prova da centrocampo, palla sul fondo, Caballero chiama il cambio in panchina, tornerà dentro Cristina Gurrieri. Caputo porta palla, Caballero in avanti, non ci arriva Caputo. Eccolo il cambio in casa Molfetta. Salvador converge, cerca la parallela per Bernardelle che però si ferma, facile Torma che pensa al lancio lungo e lo lascia partire. Caputo deve controllare, non riesce nel suo intento, la rimessa è per la VIP. Siamo all'8° minuto di questa partita, 1-1 il parziale, prima Caballero, poi Kubacek. Sostak, attenzione alla polacca, fermata da Caputo che ruba un buon pallone. Gurrieri, 2 contro 1, Gurrieri salta Salvador, si allarga troppo, l'ultimo tocco è il suo, altra potenziale chance non sfruttata dalla femminile Molfetta. Indicazioni di Yessi sempre molto chiare, ancora a chiedere la pressione alta, attenzione al contromovimento di Kubacek, Enrico con una buona lettura della palla alta, Gurrieri ancora prova ad allargarsi, cade a terra, subisce il fallo di Salvador, calcio di punizione per il Molfetta. Primo fallo della partita, l'ha commesso la VIP. Time out chiamato dalla panchina del Molfetta. (11 minuti 45 secondi per chiudere il primo tempo dopo il time out chiamato da Mr. Yessi. Calcio di punizione da posizione interessante per il Molfetta. Vediamo lo schema disegnato dalla panchina biancorossa.
Enrico sul punto di battuta, in aria Gurrieri e Caputo, fuori Coquito. Vediamo che succede. Punizione Molfetta, Enrico fuori, Coquito col destro, alto sopra la traversa. Ricottini, Sostak, Salvador gioca con la suola, Salvador passa in qualche modo, non controlla però poi questo pallone Kubacek. Gurrieri, pressata da Kubacek, palla in avanti, Sostak sulla pressione di Caputo, Ricottini deve alleggerire direttamente in tribuna. Pronta Gurrieri alla battuta della rimessa laterale, giocata indietro questa palla, Coquito si scalda anche sull'area in casa Molfetta, Coquito passaggio impreciso e rimessa per la VIP. Sular e Caballero, i due cambi in arrivo in casa Molfetta. Salvador chiama in causa Ricottini con la in avanti, imprecisa, rimessa a Molfetta che quando pressa così riesce quasi sempre a impensierire la VIP. Coquito, Enrico in avanti, Gurrieri riesce a sterzare su Salvador, torna dal suo capitano, poi Caputo, c'è anche l'opzione Torma. Enrico, centrale Coquito, si va da Caputo, sporcato questo pallone, Torma, attenzione perché è partita Enrico, Torma la cerca, palla in avanti, Lilla Torma passa in vantaggio il Molfetta con il suo portiere, decisivo tra i pali, decisivo anche con il pallone sul piede mancino, non perfetta Ricottini, 2-1 Molfetta. Lilla Torma quasi incredula per aver realizzato questo gol. C'è stata la deviazione di Ricottini, brava Enrico ad infastidire il portiere della VIP. Torna avanti la compagine pugliese con Lilla Torma, primo gol stagionale per lei. Kubacek, Sostak, adesso Molfetta deve gestire questo vantaggio, cosa che non è riuscita a fare dopo l'1-0. Questa è una fase delicatissima della gara, attenzione perché Bernardelle è lanciata in velocità, non ci arriva per fortuna del Molfetta. Pronta Torma da Enrico, Coquito dentro anche Sular che fa dunque il suo debutto pomeridiano, giocatrice francese con la maglia 19. Caballero da Coquito, alza la testa, cerca un passaggio, trova Caballero, palla di ritorno imprecisa, Bernardelle si appoggia a Ricottini. Sostak alza Sular la pressione, Salvador, gran controllo, poi Caballero le sporca il passaggio. Sular, controllo non felice in qualche modo da Enrico. Coquito con la suola, bene da Sular, prova a passare la francese, non passa però, brava Sostak. Salvador, Kubacek, riparte l'azione della VIP. Bernardelle, ritmi che si alzano, ancora Sostak, chiama su a questa palla, in buca, Sular anticipa tutti e riparte palla al piede da Caballero. Coquito non si intende con Enrico che batte le mani alla compagna, batte veloce, Sular, ottima lettura, poi Caballero da Coquito, prova ad accendersi Coquito sola contro tutte, calcia da centrocampo, subisce anche un colpo, non c'è fallo ma bisogna soccorrere la calcettista boliviana della femminile Molfetta. Tutto ok, pollice alto per Coquito. Fernandez rientra dentro, Sostak, Kubacek, l'ex Falconara da Sostak, poi Salvador in avanti da Fernandez, giro palla VIP, Fernandez alza la testa, Salvador sola contro Coquito, è molto isolata in banda, allora cerca un corridoio, lo trova per Sostak che cerca l'imbucata sul secondo palo, decisiva Caballero con la lettura. Sostak, impreciso il passaggio per Fernandez, si riparte da Ricottini. Fernandez, Salvador, alza la testa, Kubacek, brava Enrico in lettura, poi Sular, palla complicata per Torma che deve alleggerire una rimessa laterale, poi Sular rischia il giallo per aver allontanato questo pallone, riposo per Coquito, dentro Simona Ginosa,
Imbucata e rischia la frittata qui il Molfetta sulla rimessa laterale. Sarà solo calcio d'angolo. Occhio ai movimenti di Fernandez e di Salvador per liberare il destro di Sosta al volo. Ginosa ci mette la testa, poi Sular prova ad andare sola, palla al piede, scontra contro una giocatrice della VIP e perde palla. Sular in pressione, guadagna in qualche modo la rimessa laterale. Qualche imprecisione di troppo da una parte e dall'altra quando c'è da fare possesso. Dunque è elevatissimo il numero di rimesse laterali concesse proprio per errori nei passaggi. 8:38 per chiudere questo primo tempo. Il Molfetta conduce di 2-1. Storma pressata, stavolta non ha spazio per liberare il mancino. Guadagna rimessa comunque laterale. Rientrerà Caputo. Ginosa, Enrico. Caballero. Ancora Caballero, lotta su questo pallone, lo gira per Sular che sbaglia il passaggio per Enrico, è buona per Fernandez. Fernandez, Enrico in scivolata, non si passa di lì. VIP con la rimessa laterale, deve velocizzare Vanessa perché stanno per scadere di 4 secondi. Tocca Enrico, Torma se ne accorge ed evita il calcio d'angolo. Sular. Ginosa. Enrico. Ginosa. Prova a guadagnare metri il Molfetta ma resta lì col giro palla. Allora Caballero alza la testa, punta, cerca l'imbucata, Fernata alla grande da Fernandez che riparte in 2 contro 1. Fernandez, gran palla, Troiano, Torma salva il Molfetta. Battuta veloce per Fernandez, Torma di puro istinto la tiene lì. Sular. Caballero, il Molfetta ha bisogno adesso di guadagnare un po' di campo perché non riesce a uscire da questa pressione. Enrico rischia, poi si accontenta della rimessa laterale. Enrico in avanti, Sular prova a controllarla, non ci riesce. Palla complicata questa. 7:22 da giocare per chiudere il primo tempo. Spinge forte la VIP, Ginosa. Sporca soltanto questo pallone, non riesce a tenerlo sotto il piede destro. Rimessa laterale già battuta per Kubacek. In mando apposta c'è Fernandez, si va invece da Troiano che punta Enrico. Passa la prima volta, poi il rimpallo, un po' di fortuna, batti e ribatti. L'ultimo tocco è Veneto, la rimessa è del Molfetta che rimette dentro Martina Caputo nel giorno del suo compleanno. Fuori Sular. Ginosa. Cerca Caputo sulla verticale, prova ad arrivarci Caputo che si impegna, prova anche a girarla, si fa male andando a sbattere con le balaustre ma si gioca perché c'è Fernandez. In superiorità numerica la VIP, Fernandez centralmente Kubacek che controlla un pallone complicato, sempre Caballero, poi cade a terra, non c'è fallo, si gioca, allora Fernandez, si è già rialzata Caballero, allora Vanessa calcia lei, sempre Caballero, adesso anche da centrale difensivo efficace, numero di Caballero, Ginosa gliela lascia lì. Il rimpallo favorisce Vanessa per Fernandez. Fernandez calcia Enrico, poi Torma grida che quella palla è solo sua, la blocca e lascia lì a Caballero. Ritmi altissimi. Enrico. Ginosa. Caballero in avanti, Ginosa corre, conquista il pallone contro Troiano, passa, Troiano mette il fisico, Ginosa cerca il tunnel, poi Troiano protegge l'uscita di Ricottini. Fernandez. Troiano da Vanessa. Cambia al banda. Troiano ancora. Lavora, si gira bene. Troiano! Sempre Torma. Poi Enrico controlla ma non la mantiene in campo. Fuori Ginosa, dentro Cochito. (5:51 da giocare). Riposa anche Caballero. Gran primo tempo della giocatrice spagnola. Vanessa in banda da Troiano contro Enrico. Si rinnova il duello fra le due. Troiano sterza, calcia. Murata in calcio d'angolo da Marfil Enrico. Fernandez alla battuta.
Giocata dietro per Vanessa che ha un buon destro, diventa un assist sul secondo palo, non riesce a deviare verso la porta Maddalena. Occasione per la VIP con 5:38 da giocare in questo primo tempo. Enrico, Coquito, Enrico si fa vedere Gurrieri che controlla, cerca il pallone in avanti, non passa, allora concede rimessa. Time out per la VIP. Cinque minuti 23 secondi da giocare in questo primo tempo. Femminile Molfetta 2 VIP 1 il parziale al Palapansini di Giovinazzo. Possesso VIP dopo il time out. Vanessa a girare questo pallone. È partita Fernandez, premiato il suo movimento. Fernandez Torma, poi viene travolta da Fernandez. Punizione per il Molfetta. Torma non esattamente felice dell'intervento subito dalla giocatrice della VIP. Grande parata comunque di Torma in uscita. Punizione Coquito. Enrico Caputo ha spazio per girare questo pallone. Lo tiene ancora Caputo, resiste bene da Gurrieri, sola contro il portiere. In qualche modo Ricottini salva. Grande chance per il 3-1 biancorosso con Cristina Gurrieri. Bella giocata di Fernandez su Coquito, non ritorna in possesso del pallone. Torma in avanti, Troiano col petto. Caputo ruba un gran pallone e riparte il Molfetta. 3 contro 1. Coquito da Gurrieri, fuori Coquito, fermata da Troiano, non c'è fallo. Riparte in 2 contro 1 la VIP con Fernandez che avanza. Fernandez calcia sul più bello, arriva Marfil Enrico a dirle di no. Due ripartenze pericolosissime per il Molfetta. Infatti mister Riesi applaude le sue ragazze. Vanessa prova a chiudere il triangolo Maddalena. Coquito ancora con un fallo di Fernandez che qui rischia il giallo, come il pubblico delle Palapansini suggerisce al signor Salvatore Freccia. Richiamo solo verbale per Fernandez. Coquito, Gurrieri chiude il triangolo per Coquito, ci arriva la boliviana. Coquito sul mancino, Coquito murata, palla complicata, la gira bene per Enrico, larga Gurrieri, chiede palla. Enrico non vede linee di passaggio libere, va da Coquito, suolata per Caputo, prova a proteggerla Caputo, stavolta la meglio Vanessa. Caputo lotta però su quel pallone. Fernandez centralmente da Troiano, non controlla, rimessa Molfetta che prova ad aumentare il ritmo di garra in campo. Enrico si appoggia da Caputo, alto sopra la traversa. Altra grande occasione per il Molfetta. Caputo chiede il cambio. Molfetta non messo benissimo. Fernandez avanza in banda, attacca la VIP. Vanessa alza la testa per calciare, si appoggia bene da Maddalena. Enrico chiude e poi prende un calcio, non secondo l'arbitro. Rimessa per la VIP. Dentro Pati, Troiano in banda. Fernandez prova a calciare, murato, la palla torna buona. Torma la fa sua, poi lancia lontano da Pati che controlla in qualche modo ma non riesce a ritornare in possesso. Allora arriva Gurrieri in scivolata, rimessa laterale.
Lotta il Molfetta. Troiano. Occhio a Fernandez che si butta dentro. Cercata, non trovata perché c'è Enrico davanti a Troiano. Ancora la 11 della VIP. 1 contro 1. Cerca lo spazio, non lo trova. Riparte da Vanessa in zona tiro per lei. Colpisce in pieno stomaco Enrico. Questa fa male sicuramente. Si rialza Enrico. Ennesima pallonata del suo primo tempo. Sbaglia Vanessa un passaggio. Errore un po' insolito per una giocatrice della sua qualità tecnica. Possesso Molfetta con 3 minuti da giocare. Enrico. Palla difficile in avanti questa, né per Coquito né per Pati. Rimessa laterale per la VIP. Si risistema il Molfetta che ha rimesso dentro Caballero. Kubacek. Vanessa alza la testa, cerca Troiano, sempre Enrico. Poi Coquito addomestica un pallone difficile, lo butta in avanti. Vanessa prima di tutte. Attenzione perché la VIP è in superiorità. Troiano cambia banda, bene da Fernandez, centrale Kubacek. Coquito ci mette il piede, arriva Vanessa, Torma! Non so come abbia fatto a prenderla perché non l'ha vista neanche partire. Paratissima di lì la Torma. Poi Enrico a lottare alla bandierina e la butta in rimessa laterale. Che parata di Torma su un pallone che ha visto sbucare all'ultimo. Protesta Troiano. Battuta la rimessa dalla VIP. Coquito in qualche modo da Torma che alza la testa e va da Caballero. Prova a sprendersi un po' di campo. Guadagna rimessa laterale la spagnola. Tutto sommato un affare visto che era in inferiorità numerica. Enrico. Coquito cerca Caballero, controlla Kubacek che concede corner al Molfetta. Chiama lo schema Caballero. Giocata fuori per Coquito. Pati tocca per ultimo, ci sembrava lei, non secondo l'arbitro. Rimessa Molfetta. Coquito controlla, calcia Murata, corner ancora Molfetta. 2 minuti da giocare. Chiama Coquito allo schema. Fuori Pati, cerca ancora Coquito, un rimpallo. Vanessa, Fernandez in avanti, bene per Kubacek che corre. Arriva su questo pallone, Kubacek calcia sul suo palo, non si fa sorprendere Torma. Subito da Coquito, 2 contro 2. Coquito calcia, colpisce Fernandez. Kubacek. Vanessa in avanti, a spazio Fernandez a memoria da Kubacek che ci arriva. Coquito riemerge e ruba palla. Poi Caballero tocca per ultimo una giocatrice della VIP, rimessa Molfetta. Coquito in avanti dove c'è solo Ricottini. Dentro Ginosa, fuori Coquito per quest'ultimo minuto e mezzo. Fernandez, Kubacek all'indietro, Vanessa con spazio, non imbuca, Pati perde poi il controllo visivo del pallone. Vanessa porta palla. Troiano, ultimo minuto. Troiano avanza. Kubacek si gira, la palla arriva pericolosamente a Fernandez. Ancora Torma, non si fa sorprendere. Poi prova a far correre Ginosa. Ginosa controlla. Ginosa in banda, si accentra. Perde l'attimo per calciare. Caballero, Enrico con calma. Il Molfetta prova a ragionare. Ginosa, stavolta sì, che può calciare. Cerca invece Pati. Era una grande idea. Rinvio, anzi rimessa per la VIP. Adesso si abbassa il Molfetta. Dentro Sostak, fuori Kubacek. Per questi ultimi 38 secondi di primo tempo. Troiano. Avanza palla al piede. Fernandez, Troiano, Vanessa. Ancora da Fernandez, Murata in rimessa laterale. Vanessa, palla imprecisa però di Fernandez. Vanessa si appoggia da Ricottini.
Troiano, Vanessa 17 secondi, l'ultima azione del primo tempo con la VIP che avanza. Vanessa calcia, doppia deviazione, poi Enrico si allaccia con Fernandez. Torna buona per Torma, 7 secondi il Molfetta per fare tutto il campo. Pati, servita, in buca per Caballero! A 3 secondi dalla sirena di metà gara, il Molfetta va sul +2, ancora con Caballero. Bravissima Torma nel parare e nel rinviare veloce. Bravissima anche Rebecca Pati con quell'assist sul secondo palo, che una come Caballero deve solo appoggiare in porta. A 3 secondi dall'intervallo il Molfetta va sul +2, 3-1, ancora Ilenia Caballero. Vanessa proverà il tiro in porta che si alza sopra la traversa, 1/10 di secondo. Tanto basterà a Torma per rinviare lontano il pallone. Prima però deve recuperarlo. Ci riesce. Torma da Caballero. Finisce il primo tempo al Palapanzini. Femminile Molfetta 3, VIP 1. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi.
Tornano in campo femminile, Molfetta e VIP. Si riparte dal 3-1 con cui si è concluso il primo tempo. Doppietta di Caballero e torma per il Molfetta. Kubacek in gol per il momentaneo 1-1 della VIP. Tutto da vivere questo secondo tempo. Coquito cerca Ginosa, palla troppo potente, Ginosa non la controlla. È stato fondamentale per il Molfetta, 3 secondi dalla sirena di metà gara, scappare sul +2 con Pati che ha trovato libera sul secondo palo Caballero in transizione. Doppietta per la spagnola, che ha la presenza numero 20 con la maglia della femminile. Molfetta è arrivata a 7 gol. Attenzione alla VIP con Kubacek, esterno della rete. Coquito, Enrico in avanti, Caballero, gran lettura di Stosak per Kubacek. Scambiano il pallone alle polacche, Coquito brava a intervenire, poi Enrico protegge questo pallone, lo gira Ginosa che se ne sbarazza buttandolo lontano. Fernandez in qualche modo da Stosak, poi Salvador passa, calcia in 2 tempi, torma Enrico, scucchiaia in avanti, Caballero non passa su Fernandez. Fernandez, Salvador sulla sua parallela, Coquito anticipa e riparte. Ancora Coquito, non c'è fallo di Kubacek. Coquito non contenta di questa chiamata del signor Salvatore Freccia. Non chiamata del signor Salvatore Freccia, rimessa VIP Fernandez da Julia Sostak, classe 2000 nazionale polacca, un gol in stagione. Kubacek, avanza Kubacek, cerca l'imbucata, Enrico chiude e riparte da Caballero, 3 contro 3, Caballero va da sola, non passa il pallone per Ginosa, si accontenta della rimessa laterale. Coquito, palla deviata da Fernandez, Caballero controlla in qualche modo, Caballero salta l'avversario e calcia vicino alla tripletta. Caballero particolarmente ispirata quest'oggi. Ricottini rimette in gioco la sfera, Sostak, Fernandez contro Ginosa, passa Fernandez, Fernandez, arriva sempre Enrico, calcio d'angolo, occhio a Salvador, occhio a Kubacek, palla giocata per Sostak, torma in qualche modo, poi ancora area di rigore, Kubacek, brava Ginosa a intervenire, Caballero prova a far correre la compagna, non ci riesce Salvador, Ginosa però non le offre varchi per passare, costringe Salvador a tornare indietro e a perdere il pallone. Grande, grande applicazione difensiva di Simona Ginosa qui. Enrico, Caballero, centrale, passo indietro però rispetto alle aspettative Ginosa, che poi va a chiedere il cambio a mister Iessi, già pronta Martina Caputo. Adesso farà lei il pivot. Ha avuto un ottimo impatto sul primo tempo la 15 del Molfetta. Fernandez, Sostak, Salvador, occhio a Sostak in sovrapposizione, Salvador trova spazio per calciare, sempre Enrico davanti a sé. Kubacek difende basso il Molfetta adesso negli ultimi 12 metri. Salvador in avanti, Torma la chiama e la prende. Coquito, parte Caputo, cercata dalla boliviana, ambizioso questo passaggio ma impreciso. Kubacek batte la rimessa, il Molfetta adesso attende sì nella propria metà campo. Sostak, Salvador, cerca Kubacek, Sostak sulla sua verticale, palla che però è uscita, rimessa a favore del Molfetta. Pronta anche Cristina Guerrieri a tornare dentro. Importante per Miseriesi far ruotare le sue giocatrici per avere un ritmo sempre elevato. Qui Torma nella terra di nessuno, direttamente dalla collega Ricottini. Sono andati via i primi 3 minuti di questo secondo tempo, sempre 3-1 il parziale al Palapanzini. Kubacek, Sostak,
Ancora la VIP con Kubacek, finta il destro, cerca l'imbucata, chiusa da Caballero, batte veloce, Sostak, calcia, Caputo davanti a sé, poi palla un po' pigra, si torna da Ricottini, Malfetta non va a pressare, Fernandez, Sostak, Salvador contro Coquito, avanza Salvador, Fernandez, Sostak, Salvador, gira palla alla VIP, il Malfetta chiude bene i varchi, occhio a Sostak però, che calcia, brava Caputo ad impedirle una conclusione pulita, sarà calcio d'angolo e la VIP ha dimostrato di poter far male su queste palle inattive. Kubacek, Fernandez e Sostak pronti a liberarsi per il calcio, imbucata, in secondo palo c'è Sostak, Coquito legge bene e chiude in rimessa laterale. Battuta in centro, fermata, allora Fernandez alza la testa, finta, salta Caballero, Fernandez colpisce sempre Enrico e anche stavolta stava meglio prima. Sostak, Kubacek cambia per Fernandez contro Enrico, dolorante ma prova ad arrivarci. Salvador a memoria dove non c'è nessuno, rimessa Molfetta. Adesso sorride il signor Buonocore con Enrico, ancora una volta colpita in pieno stomaco, sempre al posto giusto, sempre a cercare di sporcare e di deviare i tiri. Torma, altro lancio lungo per Caputo che controlla e per poco non riesce a calciare verso Ricottini. Può essere una soluzione per il Molfetta questo lancio lungo. Kubacek verso il centro, Caballero prova a fare ordine, non ci riesce. Fernandez da Sostak che cerca l'imbucata, Caputo chiude e allontana. Ricottini, Fernandez in banda da Kubacek che passa su Gurrieri, ancora Torma, poi Sostak, palla sul fondo, altra parata importante di Lilla Torma. Fuori Caballero, dentro Matranga. Torma in avanti, anticipo aereo di Fernandez, poi Salvador si allaccia con Gurrieri, resiste, arriva Caputo, molto brava Caputo che prova anche ad autolanciarsi. Salvador in vantaggio, scivola sulle tavole del Palapanzini, la palla che poi esce, il Malfetta in un modo o nell'altro porta a casa la rimessa laterale che Caputo qui ha subito un colpo. Gurrieri in buca direttamente da Ricottini però. Salvador, Sostak, Kubacek, Fernandez in surplus, torna da Kubacek, ancora l'ex Falconara, Salvador. Serandei invita le sue a fare più movimento, troppo ferme, dice dalla panchina il tecnico della VIP. Salvador, Caputo la infastidisce e allora Kubacek è costretta ad andare direttamente da Torma. Occhio perché Caputo è sola, Torma l'ha vista, Caputo controlla, Ricottini in qualche modo, poi resta a terra dolorante Caputo e allora il signor Freccia ferma il gioco. Necessario l'intervento dello staff sanitario del Molfetta. Nel frattempo diamo uno sguardo agli altri risultati di questa giornata. Il Falconara ha vinto 6-0 al Palapaternesi contro il Foligno, 1-1 tra Audace e CMB con il pareggio di Pomposelli sul rigore a suon di sirena. Il Tiki-Taka vince 4-2 contro il Cagliari, rimontando nel finale, era sotto 2-1, poi negli ultimi 3 minuti Soldeviglia, Bettioli e Butimà hanno firmato il successo del Tiki-Taka. Prossima avversaria della femminile Molfetta, venerdì invece nell'anticipo il Bitonto ha superato il Lamezia e ieri la Lazio ha battuto la Kick-Off. Si rialza dolorante al gomito Martina Caputo. Pronta Rebecca Pati al suo posto.
che ha avuto sì un impatto importante su questa partita con l'assist per il 3-1. Adesso servirà tanta applicazione difensiva. Guerrieri in scivolata, ferma l'avanzata di Bernardelle. È rimessa laterale VIP. Occhio a movimento per liberare Šostak, che calcia sul fondo con Torma che scorta con lo sguardo questo pallone. Poi voleva battere veloce ma è inciampata sulla sfera. Palla giocata in avanti, Patti anticipata, la rimessa è del Molfetta. Matranga vuole battere, questo era fallo laterale. Guerrieri, Enrico, Matranga, Torma chiama Guerrieri il pallone, Torma la cerca, Guerrieri forse non ha creduto abbastanza alla possibilità di prendere quella palla, ma il Molfetta con questi lanci riesce a creare sempre un po' di apprensione alla difesa della VIP. Bernardelle, 13:36 da giocare. Salvador torna indietro, Bernardelle a memoria, palla complicata per Fernandez, troppo forte Fernandez, ci mette il piede ma non la gestisce. Rimessa laterale a favore del Molfetta, si rialza Caballero. Enrico, Torma alza la pressione, adesso la VIP, Torma non riesce a servire Rebecca Patti. Fernandez, fase delicata della gara, grande anticipo di Matranga che parte e cerca e trova Guerrieri. Brava Šostak ad intervenire e ad evitare pericoli. È pronta a entrare dentro Troiano. Salvador non controlla, Matranga sì, suolata. Poi Enrico, attenzione che può calciare, allarga invece da Guerrieri che apre troppo il piattone. L'occasione migliore per il poker del Molfetta sul destro di Cristina Guerrieri. C'è stata però deviazione, calcio d'angolo. Dalla nostra postazione non era stato chiaro il tocco, forse neanche in campo le ragazze biancorosse se ne erano accorte. Tant'è che sarà calcio d'angolo per il Molfetta. Pronta Matranga, occhio a movimento centrale per Guerrieri, murata e ripartenza della VIP con Šostak. Šostak, Guerrieri ritorna su di lei, palla ancora vagante, Torma travolta da Matranga, in qualche modo la blocca. Patti in avanti da Enrico, non passa Enrico su Fernandez. Matranga, Guerrieri intercetta per un attimo Šostak che non può autolanciarsi. Matranga, Enrico in avanti, bene da Patti che deve proteggerla, poi prende un rimbalzo strano il pallone, Patti non lo controlla, rimessa laterale a favore della VIP che prova ad aumentare i giri del motore. Troiano, fase delicatissima, ancora Troiano, avanza palla al piede, scarica Fernandez a memoria, fermata da Guerrieri, poi ancora un batti e ribatti, torna buona per Fernandez che allarga per Šostak, ancora Torma a salvare la porta del Molfetta. Troiano la battuta, dietro Fernandez con spazio, può calciare, invece allarga da Bernardelle. Enrico intercetta, Patti parte bene per Guerrieri, 3 contro 1 del Molfetta. Guerrieri porta palla da Patti che stoppa e palla fuori. Occasionissima per Patti nell'asse con Guerrieri. Troiano in banda da Bernardelle. Šostak, Fernandez, calcia! Incrocio dei pali incredibile di Fernandez, destro meraviglioso che ha girato all'ultimo e qui neanche Torma poteva farci nulla. Ginosa sulla parallela, Caballero non la mantiene in campo, la rimessa è per la VIP che ha avuto un'occasione gigantesca con un bellissimo tiro a giro di Jessica Fernandez. Poco fa invece l'occasione per Patti in ripartenza per il Molfetta. Troiano la battuta di questa rimessa, occhio a Šostak che ha spazio per controllare, calciare, trova una deviazione, quella di Teresa Matranga, sarà calcio d'angolo, rimessa laterale.
batte Troiano, imbuca, rischia Torma che la prende e poi fa partire Caballero, sola contro il portiere, Caballero, Ricottini bravissima stavolta in uscita e riparte a sua volta la VIP con Fernandez. Ginosa ritorna sul pallone, Enrico in possesso, sbilanciata, la mantiene in campo, poi no, perché il pallone varca la linea bianca. Controfallo poi della VIP, tanta confusione da una parte e dall'altra. Enrico chiede scusa alla panchina per il gesto di aver allontanato quel pallone lì che le poteva costare il giallo. Caballero non controlla questo pallone aereo, rimessa laterale per la VIP, 11 minuti, 7 secondi da giocare, 3-1, partita bellissima al Palapansini, occasioni da una parte e dall'altra, poco fa decisiva Ricottini su Caballero. Troiano non controlla. Dentro Sular, dentro Cochito a breve per il Molfetta. Enrico cerca Caballero, rimessa per la VIP. Bernardelli alla battuta da Vanessa, avanza in buca, Matranga ci mette la testa, Caballero prova a ripartire per il Molfetta, Caballero, Matranga, secondo palo, Ricottini col piede salva la VIP, ancora Enrico, non ha finito il Molfetta, Matranga, Ginosa, Matranga, Caballero all'1 contro 1, passa, calcio! Mamma che gol di Lenia Caballero, questo lo rivedrete tutta la settimana, magia di Caballero, 4-1 femminile Molfetta, super gol della spagnola. Applausi di tutto il Palapansini, super gol di Caballero che a tratti non ci crede di averla messa proprio lì, da posizione super defilata, incrocio dei pali interno, palo interno gol, 4-1, e il Molfetta forse nel momento più decisivo va sul +3. Vanessa, vediamo la reazione della VIP, sempre Enrico attenta in fase di non possesso, rimessa accordata al Molfetta. Matranga in avanti, Vanessa, Troiano, Vanessa chiusa da Ginosa, e Vanessa che batterà questa rimessa laterale. Occhio a Fernandez che non calcia, non controlla, Matranga lascia scorrere il pallone fuori, prende fiato e riparte il Molfetta con Enrico. Matranga adesso sulla pressione di Fernandez, si appoggia da Torma, a memoria da Ginosa che può correre con palla davanti, con l'esterno da Caballero, troppo lento però questo passaggio. Matranga da ultima non deve rischiare di combinare pasticci e ci riesce perché porta a casa la rimessa laterale con un po' di apprensione ma anche con tanta personalità. La giocatrice ex Ragusa con la maglia numero 8. Siamo entrati nell'ultimo quarto di questa gara, femminile Molfetta 4, VIP 1. Tripletta di Caballero e Torma per le biancorosse. Kubacek che adesso torna in campo per la VIP. Kubacek, Fernandez non ci arriva. Sular torna dentro lei, fuori Ginosa. Partita più che positiva di Simona Ginosa quest'oggi. Enrico sembra quasi chiamare a sé la pressione della VIP, poi trova un bel corridoio per Caballero che prova a girarsi e a imbucare. Tocca per ultimo sfortunata, rimessa laterale per la VIP. Vediamo se Mister Serandei a breve si gioca la carta del power play. Non vediamo movimenti in tal senso sulla panchina veneta. Tempo ce n'è, 9 minuti. Vanessa, Troiano, Fernandez si accentra, calcia sempre Caballero, poi rimpallo per Vanessa, ancora Torma vola, altra parata di Lilla Torma. Fernandez ci riprova, stavolta c'è Cochito davanti a sé,
batte veloce, Sostak, calcia, palo esterno, adesso anche un po' sfortunata la VIP. C'è stata deviazione, calcio d'angolo, credo abbia preso anche questa Torma. Vanessa in buca, sempre Torma sul suo palo, poi Coquito si deve sbarazzare del pallone, non ci riesce e sarà calcio d'angolo. Spinge la VIP sull'AR decisiva, Coquito calcia il più lontano che può, il Molfetta si risistema nella sua metà campo ad attendere l'ennesima sfuriata VIP. Eccolo il cambio, eccolo il power play con Troiano. Vanessa, Kubacek, Vanessa ancora, Vanessa, giro palla della VIP, Troiano col power, la maglia da portiere, Kubacek. Pronta Matranga per difendere questa situazione in casa Molfetta. Prima però bisogna riconquistarla questa palla. Vanessa la insegue. Bella corridoio per Sostak. Enrico intercetta. Vanessa a memoria da Fernandez, che spazio in buca per Kubacek sul suo palo. Torma non evita il calcio d'angolo. Fuori sull'AR, dentro Caputo. Torma con esperienza tiene il pallone per fare la sostituzione. 8 minuti da giocare. Attacca la VIP col power play. Fernandez, Vanessa, Fernandez, Vanessa, Troiano chiude il varco bene Coquito, si torna da Vanessa. Kubacek non controlla Caballero, non c'è il portiere, viene murata, la palla resta lì, arriva il 4-2 di Fernandez sul pallone vagante, torna a -2 la VIP. Resta a terra Torma, si rialza adesso a fatica. 4-2 la VIP, torna a -2 con Fernandez, rete numero 6 del suo campionato. Brava ad avventarsi su un pallone vagante, il Molfetta l'aveva recuperato quel pallone, poi ha cercato di calciare, ci sono stati 2 rimpalli. Fernandez la più lesta. Adesso vediamo se il Molfetta subisce il contraccolpo psicologico oppure no. Coquito guadagna rimessa. 7:35 da giocare. Caputo protegge, Vanessa cambia da Fernandez, ancora Vanessa, Sostak. Pronto il cambio portiere. Rientra Troiano con la maglia gialla. Fernandez all'indietro da Vanessa. 7:16. Kubacek. Vanessa per Troiano. Prova a passare, non ci riesce, torna indietro. Kubacek. Vanessa calcia, colpisce Caputo, rimessa laterale. Fernandez, Sostak, Vanessa, Kubacek. Caballero le chiude la diagonale, torna indietro da Vanessa, poi ancora Fernandez, Vanessa. Scambiano le due, sbaglia Vanessa, Caballero senza portiere! Il pomeriggio da sogno di Lenia Caballero prosegue così. 5-2 Molfetta dalla sua metà campo. Lenia Caballero, pokerissimo per lei. Torna a +3 il Molfetta con 6:43 da giocare. Caballero ruba quel pallone. E fa 5-2. Ci riprova la VIP, sempre con Troiano in posizione avanzata, sempre col power play. Eccola Troiano, ci stira in banda, Kubacek, Vanessa, Troiano, Kubacek, palla pigra, la insegue Vanessa, c'è anche Caputo sulle sue tracce, deve allontanare Vanessa in rimessa laterale. Enrico,
Kokito, passa Kokito, non la mantiene in campo, rimessa laterale e time out per la VIP. Sei minuti, 13 secondi da giocare, femminile Molfetta 5, VIP 2, poker di Caballero e Torma per le biancorosse. Caballero prima di oggi aveva segnato 5 gol in maglia femminile Molfetta in 19 presenze, ne ha fatti 4 in 34 minuti in questo pomeriggio. Troiano, Vanessa, il Molfetta alza la pressione, Fernandez, Troiano, adesso c'ha la superiorità la VIP ma Troiano non accelera e si torna da Vanessa, si risistema la difesa del Molfetta, la palla è buona e clamorosamente Kubacek da 3 metri spara alto. Che occasione qui per tornare a -2 la VIP. Predica calma mister Iessi alle sue. Torma da Caballero, Kokito, Caputo, non passa, allora Sostak in banda da Vanessa che insegue, mantiene, Kokito chiude, poi Kubacek, spaccata di Torma, Caballero allontana da Fernandez, non passa su Kokito, tocca per ultimo la spagnola, la rimessa del Molfetta che prende anche un po' fiato. Torma, Caballero converge verso il centro, alza il pallone, Caputo anticipata, Enrico prima di tutto e 3 contro 2. Enrico da Kokito per Caputo! Il regalo più bello nel giorno del suo compleanno. Martina Caputo, 6-2 femminile Molfetta. Bravissima Kokito nel vederla e nel servirla sul secondo palo. Martina Caputo festeggia così. 5:27 da giocare e il Molfetta eguaglia il numero di gol fatto nelle prime 10 giornate di questo campionato, segnandone 6 in un pomeriggio. Fernandez, Vanessa, Kubacek non passa, Troiano, Fernandez, Troiano, Sostak, Vanessa, Fernandez, gran palla, Kubacek, centrale, Troiano, Torma para, pensa anche a calciare, poi lascia partire il mancino sul fondo. Vanessa, ultimi 5 di gara, Fernandez, Troiano, Salvador fermata da Enrico, Troiano ancora, Vanessa, Fernandez fermata da Caballero, poi Sular, non c'è il portiere, 2 contro 0, c'è Vanessa per difendere, Sular in porta, Elodie Sular, 7-1 femminile Molfetta, 7-2 pardon al Palapanzini. Attacca la VIP. Ancora Troiano, sempre col portiere di movimento.
Vanessa, gran palla, Caballero intercetta, poi non può evitare di dare palla alla VIP in rimessa laterale. 4:11 da giocare. Vanessa converge, torna indietro, Troiano, Cochito per un attimo, vince il rimpallo, rimessa Molfetta. Cochito da Enrico, Cochito, rimessa Molfetta ancora. 3:56 da giocare. Torma con la punta, Salvador anticipa Caballero, poi palla vagante, Salvador prima di tutte, Cochito in estirata salva, attenzione perché si è fatta male poi nella caduta Fernandez. Portata fuori Jessica Fernandez, problema alla caviglia, speriamo davvero non sia nulla di grave. In bocca al lupo alla forte calcettista della VIP. Rientra Troiano con la maglia gialla del portiere di movimento, prima però la VIP deve restituire palla al Molfetta. Pronta Torma, lancia lontano, controlla Matranga, Caballero, Enrico, Matranga, Caballero, chiede palla, la ottiene adesso. La 10 dalla 17, Enrico, fermata da Kubacek, si allacciano, Enrico saggiamente evita di prendersi il cartellino giallo, Torma attenta, para in due tempi, Enrico in avanti da Caballero, è una grande idea, Caballero, Ricottini esce nella sua area di rigore e poi sarà calcio d'angolo. Batte Cochito dove non c'è nessuna delle sue compagne, palla persa dal Molfetta. 3 minuti esatti da giocare, 5 gol da gestire per il Molfetta. Vanessa! Ancora Lilla Torma ha preso anche questa. Vanessa, Troiano, Kubacek, Troiano, calcia, poi Matranga intercetta, cercava Cochito che non può controllare. Ancora la VIP, attacca a testa bassa, Kubacek, Vanessa, Troiano, Vanessa, Salvador non controlla.
Enrico, pressata, va da Torma che spara lontano il pallone. Adesso il Molfetta non deve chiaramente rischiare nulla in fase di impostazione, si può accontentare di gestire il vantaggio con una difesa attenta al quinto di movimento di Mister Serandei. Avanza Vanessa, supera il centrocampo, scarica da Troiano, torna indietro poi da Vanessa. Sostak, Vanessa, Kubacek, torna indietro. Bella palla per Sostak, ancora Enrico, intercetta anche questa, poi la palla è uscita. Fuori Caballero, MVP insieme a Torma di questa gara. Dentro Gurrieri, prima però c'è da farlo bene questo cambio secondo il signor Freccia. Sostituzione effettuata, possesso Molfetta, Cochito, anticipata Gurrieri che tocca poi in zona Sostek. Cochito ancora, passa Cochito, attende Matranga, si guarda attorno, scarica da Gurrieri sul secondo palo con deviazione, non secondo l'arbitro, rinvio dal fondo. Ultimi 100 secondi. Adesso non c'è più il portiere di movimento in casa VIP. Molfetta si dimentica di Sostak, Torma para anche questa, poi travolge Enrico. Cochito intanto per la ripartenza biancorossa. Gurrieri torna indietro da Enrico, fa passare quanti più secondi possibili il Molfetta, inizia a pregustare la prima vittoria interna del suo campionato, una vittoria che consentirebbe a capitano Enrico e compagno di arrivare a quota 9 punti. Venerdì prossimo si chiude il 2024 con la sfida sul campo del tiki-taka. Ancora Enrico a combattere, tocca per ultima, 53 secondi. Vanessa calcia, palla fuori. Enrico alleggerisce in rimessa laterale. Pronta Bernardella, la battuta. Bella palla per Salvador, Enrico anticipa ancora e riparte. Poi Salvador chiude, Enrico commette fallo, calcio di punizione. Bernardelle, Vanessa, Salvador, palla dentro per Vanessa, Vanessa 7-3, segna Vanessa. ...28 secondi da giocare. Ci avviamo verso la conclusione di questa sfida. Matranga, Pati, in avanti Gurrieri, non passa su Vanessa. Ultimo possesso probabilmente di questa gara. La VIP prova a tornare in avanti per l'ultima volta. Salvador, Vanessa e dunque la femminile Molfetta tra 11 secondi potrà festeggiare questa fondamentale vittoria. Prima però c'è da soccorrere Sostak a terra nel contrasto con Matranga. 5 secondi da giocare. Torma dice a Gurrieri di andare lunga, che proverà il lancio lontano proprio per Gurrieri. Ricottini esce, smanaccia, 2 secondi, 1 secondo, palla che esce. Vanessa mette in gioco la sfera, suona la sirena del Pala Panzini, la femminile Molfetta supera per 7-3 la VIP. 3 punti fondamentali per chiudere al meglio l'anno solare casalingo per le biancorosse. Da Gabriele Papolla è tutto, a risentirci per le prossime avventure della femminile Molfetta.